Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Meraviglioso, meraviglioso. Signori, allora ci troviamo nella zona dove dobbiamo andare a conoscere il famigerato Tigre, leggenda del 67. Insomma, fatto sta che io mi sono trasferito qui rapidamente grazie a un covo che avevo. Prima di andarmene e abbandonare il campo dei Maximas Mattanzas, ho potenziato al massimo la cucina, insomma tutto quello che avevo da potenziare lì. Ho dato un'occhiata pure a queste robe qua, i bandidos, dove praticamente tu mandi dei personaggi che abbiamo. Questa qui l'ho presa in una missione secondaria, in una storia iarana. Tu li mandi a fare queste missioni e ti dà una percentuale di successo, no, nel fare ste robe, e vinci ricompense che possono essere soldi o armi, come in questo caso, vedete, queste bellissime cose qua. In più nel mercato nero ho scoperto che si paga con un'altra, non con i pesos iarani ma con la moneta, si paga praticamente, e io ho comprato, come vedete, su mitragliette un MP5 potenziato. Infatti l'MP5, se non sbaglio, ce l'avevamo noi, vedi, MP5K, ma ce lo dà 2 stelline, quindi non è fortissimo come arma, il gioco non è che la consiglia tanto, ma questo qui è l'MP5 originale e ce lo dà a 4 stelline. Quindi raga, Dio mio, questo me lo faccio subito. Installiamo i colpi perforanti, silenziatore ce lo devo mettere subito, di prepotenza, così ci facciamo il nostro MP5 della vita. Potremmo, volendo, metterci un mirino, ma piacerebbe senza mirino, anche se un MP5 è molto furtivo non sarebbe male, però no, non lo so, rovino il tutto. Ci mettiamo questo laser perché ho soltanto 3 di polvere da sparo, dai, ci accontentiamo per adesso di questo. E potenziamenti, porca puttana, non ne ho manco uno. Proprietà di curarsi quando si infliggono danni, velocizza il raffreddamento. Questo potrebbe essere una cosa comoda nel caso di un mitra, appunto, dato che spariamo a raffica. Ci mettiamo pure un portafortuna, magari, non lo so, il coccodrillo. Mimetiche non ne ha sta roba, niente. Le MP5 del mercato nero sono così. E ovviamente ce lo equipaggiamo al posto dell'arma che abbiamo fatto nell'episodio precedente, che per quanto bella sia, l'MP5 è l'MP5. Guarda lì, che bella, raga. Allora, quindi dobbiamo andare a conoscere Tigre, quindi dobbiamo andare qui. Attiva la missione e andiamo a conoscere. Oh, ho una foto? Oh, no, ho sbagliato, perdonatemi. Chiunque fredderò mi perdoni. Ah, mi ha mandato una foto, ma penso sia, non lo so, magari il punto dove devo andare, Santo Domingo. Tanto dobbiamo andarcene da sta collina qua, siamo in mezzo ai montagni. Dobbiamo andare verso di lì, è abbastanza lontano il posto. Io, se trovo, vorrei prendere un veicolo, magari che non ho, così mentre lo portiamo in base. E devo anche lottare. Devo lottare un po' di più perché ho sprecato tanti materiali. Bella sta zona, raga, mi sembra molto giungla. Forse sarà la parte più selvaggia di Yara ed è per questo motivo che, appunto, chi è che dobbiamo conoscere si chiama magari Tigre, no? Allora, chiamiamo un cavallo, anche se è una zebra, ma sempre un cavallo è. E direi di vederci direttamente una volta arrivati, a meno che succeda qualcosa di interessante. Pantaloni da impatto ho trovato. Guarda dove era messa sta casa. Sono in un capannone qui che ho trovato. E tra l'altro ho pure trovato una stazione di veicoli, quindi possiamo chiamare un veicolo. Vedete, qui le strade non sono, cioè, diciamo, come le altre zone. Sembra molto più selvaggia questa zona, molto più sentieri e meno strade, almeno per quello che sto vedendo per adesso. Tigre, I'm in Santo Domingo. Beautiful little town, isn't it? I lived there a long time ago with my ex-wife and our daughter. Where are they now? In Florida, a place called Kissimmee. After the divorce, Julia and Rosa hopped on a raft out of here. I know that feeling. Every Yaran does. Anyway, when we overthrow Castillo, the first thing I am going to do is call Rosa. I have 2 grandsons and I've never heard their voices, Danny. Ok, siamo arrivati comunque, raga. Hey, Questo sembra il posto. I'm at the Crab Rock. Very artistic. Lorenzo's the artist, and we Guerrillas are like the crabs. Hard shells, sharp claws. They fight from the jungle to give birth in the ocean. Penso debba seguire il sentiero mentre. And gave birth to a revolution. See? Got it. Take the footpath up the mountain. Very easy. A guerrilla must be short-footed. Mi sto freddando gli animali davanti. Vedete che è molto selvaggia sta zona. Oddio, che cazzo. Porca ma... Aia. Scusami. Aia, aia, aia. Madonna mia.
Ma c'è una pantera. I'm at the waterfall picture. It was taken. Aia. Vabbè, ma è mortale. Fighting paid off when a platoon of paratroopers landed right Presa. in our kill zone. Planning and patience are Giaguaro Alfa. Wow, è storica sta zona. Wow, guarda che percorso che dobbiamo fare. Qua ci possiamo arrampicare. Tutto questo per raggiungere quello che penso sia poi il nostro accampamento anche in questa zona. Peccato gli 8 colpi di questa pistola. Dobbiamo aumentarli il caricatore appena possibile. Pieno di animali, tutto natura. Madonna, stavo cadendo malissimo. Wow, minchia, è un posto fantastico, raga. Dai che ci dondoliamo. E adesso dove cazzo si passa? Ah, ok, le liane. Ok, eccoci qui. La zipline non penso c'entri qualcosa. Forse devo grapparmi al rampino, può essere? No? Minchia, veramente la corda devo prendere. Ah, questo cade. turistas. They visit our camp, leave their shit everywhere. They go to the ground like we might have accidentally lit a few dynamite sticks and might have accidentally blown the trail. Sì, lo so, l'ho già fatto esplodere. Buongiorno. Pellicano. Mamma mia, raga, che percorso. Bellissimo, però. Vai, 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 vai. Aia. Là, prendiamo tutto. Mamma mia, dove cazzo stiamo andando? No! Madonna, meno male che l'ha presa. Ci siamo? Mamma mia, sentiero. È fortissimo sto MP5. Ce n'è un altro. Capretta si tolga. L'avevo detto io, non è che non lo vedo. Oddio, un topo! No, 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 cazzo prendi il telefono. Perché prendi il telefono? Di nuovo. Oddio, il topo! The next picture. Let me guess. The areas are like Cazzo è lungo sto percorso. You know, I also grew up without a mama or papa. and you still became a legend. Many careers are orphans, Wow. baby Tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like therapy. Terapeutico. Mamma mia, raga, che percorso abbiamo fatto. Però penso di essere arrivato, eh. Dovremmo esserci. Oh, il santuario tipo. Tigre, I'm at the statue. A revolutionary, a warrior, and a dear friend. Killed in combat when we stormed Esperanza in 67. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Every year I drink 2 bottles of rum. One for me and one for Lobo. I never lived to see a free Yara. To be honest, neither did I. This is the last picture. Siamo arrivati. Cesare, you're at the top of the world. Now get down Che posto, raga. fine, baby Tigre. E dove cazzo è il tigre? Oh, è lui. Attenzione. El tigre! Ah, questo sembra gentile. Dai, guardalo lì, il vecchietto incazzato. Oddio. You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? I've been kicked in the cojones 1,000 times. I felt them since 72. Non li sento più dal 72. Never do that again. What? Mi caso su casa, baby tigre. Come on. Meet the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Lucky Mama. There are people Mi piacciono già questi personaggi. actually hurt. I am suffering. Easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. Lorenzo Canseco. And of course, you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Oddio. Another patient? Looks like La Moral to me. I'm Dani Rojas from Libertad. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry, one revolution was enough. Looks like Clara was wrong. Have faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. My baby tigre.
La sentite questo? Mamma mia, raga, bellissimo, bellissimo questi personaggi come li hanno fatti. Operazione completata, ovviamente. Abbiamo soltanto conosciuto i personaggi che poi saranno ora protagonisti delle prossime missioni. Abbiamo storie iarane, abbiamo un sacco di roba e stiamo chiamando qualcuno. Clara, fai il necessario per convincerli tutti. Va bene, noi dobbiamo parlare con il tigre, questo già l'abbiamo capito. Abbiamo veicoli e vedi, qui non è raggiungibile con le auto, solo tramite aerei o elicotteri. Certo, guarda, questo è tutto il sentiero che abbiamo fatto, ragazzi. Siamo partiti da qui tra montagne, cascate, cazzi, giri e rigiri, un sacco di roba. Però è figo. Ora io devo cercare dov'è il campo. Ah, qua ci sono alcuni minigiochi. C'è il banco da lavoro. Eccolo qua, il coso della costruzione. Perché anche qui dobbiamo costruire due robe e ci manca soltanto la guarnigione della guerriglia e la caserma dei bandidos. Vediamo che cosa ci danno queste robe. Intanto facciamo la guarnigione. Armeria, attenzione. Perché non l'ho fatto prima? Beh, ovviamente abbiamo due slot ad avamposto, quindi ci sta. Cosa fa l'armeria? Acquistarmi, nessun elemento disponibile da acquistare. Bene, bene, facciamo pure... Aspetta un attimo, che a me sta roba... No, vabbè, intanto costruiamo pure questa. Che cos'era questa qui? Il tablero delle Los Bandidos. Vediamo che cazzo si fa qui. C'è già una gnocca come commerciante, guardalo lì. Ah, vabbè, qua posso shoppare delle armature, penso che mi mancano. Non penso siano tutte, però... Ah, posso pure fare le cose dei banditi. Vediamo, potenziamo. Voglio potenziare l'armeria, onestamente. Voglio vedere poi di che cosa è capace. Una volta che finiamo di potenziare ste robe, penso che poi i materiali possiamo benissimamente venderli, perché a parte a costruire ste robe non lo so cosa si può fare. Quindi voglio potenziarli per vedere se riesco a completarle ste robe. Ancora non fa un cazzo sta roba. Almeno quella lì so che mi vende le armature. Potenziamo al 2 pure questo. E vabbè, dotazione avanzata. Adesso è sbloccato camice da chirurgo. Queste robe sono i prezzi un pochino altini, ho notato. Non è che si fanno tanti soldi su Far Cry. Calcolate che io non ho mai speso una lira da quando gioco e ho 7000 pesos. Cioè un cazzo. Quindi secondo me poi una volta che io potenzio queste robe non mi serviranno più i materiali. Magari li baratto in cambio di pesos. E secondo me forse è il modo migliore, perché mi pare che uno di queste cose poi ti dà altre robe. Vabbè, guarda quante cose vende questo. Rotazione polso. Durante il macete kill per impugnare la secondaria del nemico e sparare al bersaglio. Figa sta roba. Mamma mia quante robe. Non penso posso potenziare al 3 pure qua. Invece sì. Ok, non devo più potenziare un cazzo adesso. Questa... Oh, finalmente mi... Ah, hai capito. Mi vende le armi che si possono sbloccare nelle operazioni dei bandidos. Minchia, costa un sacco di soldi. Però adesso in teoria tutte queste risorse campo, se noi andiamo su inventario, risorse del campo, vedi, medicine, carburante e metallo si usano soltanto per i campi. Risorse del campo. Quindi queste qui adesso, medicine, carburante e metallo, possiamo benissimamente barattarle in uno shop, dato che queste risorse non ci serviranno più, perché tutto quello che c'è da fare al campo l'abbiamo già fatto. Comunque dai, andiamo a parlare con il tigre, vediamo che cosa ci dice. Allora Tigrotta, vai a prendere le mie medicine, recupera le risorse medicine dall'elicottero abbattuto. Vai, vai, ci pensiamo. Adesso dove cazzo è dove posso richiamare un elicottero? Di qua. Noi non abbiamo manco giocato tanto di Supremo, non abbiamo fatto tante robe da questo punto di vista. Abbiamo un bel elicottero. Andiamo con questo qui che è tutto selvaggio, guarda qui. Il problema è che questa zona è super ostile, non è che conviene tantissimo volare. Dato che è una zona nuova ci saranno un sacco di contraerei. Vediamo se riusciamo ad arrivare lì vivi. Ah, ma è proprio sotto di noi, possiamo già buttarci. È che l'elicottero arriva sempre prima. Dovrebbero essere vicini all'elicottero abbattuto questi medicinali. Ora ce ne sono due, c'è pure il mio. Scendiamo un po', guadagniamo velocità. Così è un filmato a caso. This is too easy. Que volá! Who are you? We're La Moral, and the Leste is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech? Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Attenzione, un'altra gnocca. Che è vivo. 3, 4. Nice throw. Name's Danny Rojas. Uh-huh. Company! Over there, by the chopper! Batter up. Attenzione, c'è gente. C'è gente, culiamo tutto. Dai. Proviamo questo MP5 all'opera. È una merda. Affanculo.
Oddio, sto prendendo fuoco pure io. Li abbiamo fatti tutti? Oh, ce ne sono altri da questo lato. Quanti cazzo sono? Madonna. Mamma mia, il panico, il panico. Che levi dai coglioni, signorina. No, questo esplode. Arriva un'altra. Madonna. No, no, aia. Guarda come mi stava investendo malissimo. Ok, fatti. Mamma mia. Mamma mia. No, quello questo è il lanciarazzi. Madonna. Esplodono tutte cose. Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Arrivano 20.000. C'è un'altra macchina qua. Dai coglioni. Perfetto, eliminiamo questi. Qua c'è altra gente ancora. Ah, fuori dai coglioni. C'è un altro qui. Perfetto. Tempo risorse. Io nel frattempo lutto il mondo. Sti cazzi. Ancora. Vabbè, non finiscono mai. Forse un mirino comunque conviene metterlo. MP5. Mi aspettavo meno rinculo, raga. Invece, mamma mia. Si muove parecchio. Ancora altra gente qui. Vabbè. Quanti colpi ha nel caricatore? 30. Va modificata un po', raga. Che con le mitragliette non ci abbiamo lavorato tanto. Il problema è che ci manca a noi la polvere da sparo. Oddio, ma c'è un elicottero. Oddio. Senza mira. Bene. Obiettivo completato, ragazzuoli. Vabbè, sempre filmatino. Io devo lottare. You've got talent, Libertad. But Yelena needs these supplies. We got wounded. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring these to the legends. Libertad wants the legends of 67? Half of Yara thinks are dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral thinks they're full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. I'll tell you what. You give me these supplies, I'll introduce you. Coño, Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Libertà. Recupera un elicottero. Non è che... È una gnocca questa. Attenzione. Bene. Torna a casa con un elicottero. Dobbiamo prendere questo elicottero, quindi. Allora io voglio recuperare intanto le munizioni. Poi qua c'è una cassa dell'FND che devo prendere assolutamente. Qualsiasi cosa mi darà mi è utile. Oh, postazione contraerea scoperta. Ah, guarda, quell'arma lì che costava 3.000 pesos mi ha dato. Allora, chiamiamo il nostro veicolo. Anche se ste zone molto così giunglesche. Buon uomo, pensavi passavi liscio? No. Porca puttana, le medicine sono qui. Ma ovviamente la contraerea qui darà problemi per andare da questo lato, vedete? Quindi dovremmo farci la contraerea e poi andare a recuperare l'elicottero. Ed è un bordello, però pian piano ce lo facciamo. Tanto c'è la magia dei tagli, raga. Quindi ci vediamo alla contraerea. Ne approfitto soltanto per dirvi, mi raccomando, di lasciare un bel mi piace al video. Commentate, non so, dite cosa ne pensate di questa serie. Se il gioco vi sta piacendo, se vi sta intrippando. Se non vi sta piacendo, sti cazzi, lo continueremo comunque. E niente, dai, un like di supporto ci vuole sempre. Oh, avamposto. Questo ci serve. Ok, raga, mi sono fatto un'imboscata. Porca puttana. A non uccidere i civili. Mi fredda il cane così. E nel frattempo, vedendo che la zona è un pochino ostile, mi sono chiamato pure il blindato. Così, dato meno male abbiamo un po' di difesa in più, anche perché la zona è boschiva, è sempre un fuoristrada alla fine. Utilizzeremo questo. Ok, siamo arrivati. E quello lì è l'elicottero che dobbiamo rubare. Il problema è che dobbiamo farlo furtivamente. Ah no, no, aspetta, un paio di cazzi. Non è l'elicottero che dobbiamo rubare, però c'è un casino qui. I see a medic. Allora facciamoci questi due. Ne rimane un altro che non vedo. Ok, perfetto, la zona è libera. Luttiamo tutto quello che possiamo. Prendiamoci l'uranio e possiamo prenderci benissimamente l'elicottero. Lotta o scappa. Oddio, ma c'è un altro elicottero. Merda, battaglia fra elicotteri. Oddio, ma spara di tutto sta roba. Confondo con i tasti. Madonna. Preso, abbattuto. Vaffanculo. Non è che noi siamo messi meglio. Ok, adesso ritorniamo al ping e dobbiamo rubare quell'elicottero. Ah, quella è la pietra dove abbiamo fatto tutto il sentiero. Guarda che sentiero ci siamo fatti. Bene, vai, 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 vai. Ah, ma io ho sbagliato tutto. Dovevo tornare con un elicottero.
Dai, vaffanculo, farmi di nuovo i chilometri. Allora, in teoria c'erano 3 ping, quindi questo qui potrebbe essere comunque un punto dove trovare un elicottero, si spera. Dobbiamo prendere un elicottero e poi tornare. Qua c'è un piccolo villaggino, tra l'altro. Guarda quanto è figo. Sì, perfetto, vedo l'elicottero, vedo l'elicottero. Benissimo, perfetto, fottiamoci l'elicottero e ritorniamo. Minchia, io... Dio mio, mi ero lanciato, tutto convinto. Noi serviva un elicottero a caso. Io pensavo di dover tornare poi in un altro ping e recuperare l'elicottero con le medicine. Invece a noi serve un elicottero per recuperare le medicine, perché dobbiamo prenderlo questo carico. Ah, perfetto, vabbè, abbiamo preso l'elicottero. Il carico lo possiamo fare. Direi che è una missione compiuta, quindi. Danny, you got the supply. ¡Pa la pinga! El tigre! Feast of the Revolution. You gotta sign my pants. ¿Cómo se llama, señorita? Honrón. I'm with La Moral. E poi l'autografo. Moral. Terroristas. Honron, this is Lorraine. I know who he is. I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Biovida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral Brava, ma non la is fa keeping culo. the supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Moral. There is a difference between playing with guns and fighting la revolution. La vecchia saggia. La vecchia saggia. Bene, comunque, abbiamo tutto, dai. Big on lectures. If these abuelos want to live in their museum, whatever. A quien le importa. And maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Ok, quando hai un attimo vieni da me. Avremo sicuramente altre missioni poi da lei, ma le faremo nel prossimo episodio, perché per questo episodio, signori, dobbiamo salutarci qui. Io vi ringrazio sempre per il supporto, mi raccomando like e commentino e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Meraviglioso!